Due agrigentini in giunta regionale, Savarino e Di Mauro. Ida Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio. Questione migranti, il governo Meloni evita ulteriori scontri con Bruxelles e così scendono tutti dalle ONG. Mafia, l'ombra dell''ndrangheta sulle attività commerciali di Roma, arrestato dalla DIA anche 22enne di Canicattì. Droga a Porto Empedocle, riesame conferma arresti per 3 indagati. Il Lions organizza raccolta occhiali usati da donare al terzo mondo. In arrivo i giorni della ricerca dell'AIRC, cioccolatini in piazza. Oggi il ritorno dei quarti di Coppa Italia di eccellenza, Acragas contro Resuttana. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica è pronta la giunta regionale. Nel governo Schifani ci sono due agrigentini, Savarino e Di Mauro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il mosaico della squadra del governo regionale comincia a prendere forma nella tela tessuta costantemente tra i vari partiti che portano avanti il dialogo con il presidente della regione Schifani, che in attesa che il Parlamento siciliano giovedì completi il suo insediamento elegga il successore di Gianfranco Miccichè sullo scranno più alto di Sala Ercole, con Gaetano Galvagno, Fratelli d'Italia, in pole position. Vorrebbe indicare gli assessori da qui a domenica. Donna e tecnico di settore, il profilo più accreditato dalle indiscrezioni per l'assessorato alla salute, ma anche sulle altre deleghe si cerca la quadra. Schifani però non vuole che l'eccezione del tecnico in giunta si accrediti come regola. Il pressing romano del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida per Francesco Paolo Scarpinato, per esempio, è uno dei tanti nodi che Schifani dovrà sciogliere. A completare la terna degli azzurri potrebbero essere Marco Falcone all'economia, Edi Tamaio al turismo e alla sanità Maria Volo. La Lega è pronta a designare Luca Sammartino all'agricoltura, oltre a Vincenzo Figuccia che come 5 anni fa torna a chiedere l'assessorato alla famiglia. Per l'agrigentino onorevole Roberto Di Mauro, impredicato di andare all'energia, ai rifiuti e Nuccio Albano della nuova DC alle attività produttive, mentre sempre per il partito di Cuffaro l'altra delega andrebbe ad Andrea Messina di Catania, che chiede o gli enti locali o la formazione lavoro. L'assessorato al territorio e ambiente potrebbe toccare all'agrigentina Giusy Savarino, con i meloniani che contano di mandare in giunta anche Elvira Amata, Alessandro Aricò e Giorgio Assenza. Fratelli d'Italia potrebbe toccare anche infrastrutture e lavori pubblici e delega per cui si torna a parlare del ripescaggio di Ruggero Razza o addirittura di Elena Pagana. L'ex sindaco di Porto Empedocle e deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Ida Carmina nella Commissione Bilancio. Vediamo. La neoparlamentare Ida Carmina, eletta nel Movimento 5 Stelle nel nostro collegio, comunica di essere stata designata dal suo gruppo parlamentare facente parte della 5ª Commissione permanente Bilancio e Tesoro e Programmazione alla Camera dei Deputati. È una commissione importantissima, comunica l'ex sindaco di Porto Empedocle, perché da essa passa il bilancio dello Stato. La legge di bilancio è uno degli atti normativi fondamentali dello Stato, infatti riporta le previsioni di entrata e di spesa per l'anno successivo e alloca le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che il governo concorda in sede europea. La parlamentare Carmina afferma che tutti dicono di volere il bene comune, ma la verità passa dalle scelte operate nella legge di bilancio. Solo per fare un esempio, si dice di volere puntare sulla scuola, sull'università, se poi nella legge di bilancio tagliano le risorse della scuola e dell'università, stanno mettendo al popolo italiano. Lo stesso dicasi per la giustizia, la sanità, le infrastrutture, la difesa, eccetera, eccetera. Ida Carmina continua, afferma dicendo: non mi tirerò indietro e continuerò a lottare affinché il bilancio dello Stato italiano persegua la giusta giustizia sociale, si pensi a dare un forte sostegno alle famiglie e alle imprese, si sostengono la scuola, la sanità pubblica e i comuni, che allo stesso estremo e privi di risorse non riescono più a fornire servizi essenziali e soprattutto si pervenga a un'equa ripartizione delle risorse tra il nord e il sud. Prima notte senza migranti a bordo delle due ONG.
La Humanity One e la Joe Barents di Medici Senza Frontiere, ormeggiate rispettivamente da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania. Tutte le persone che erano rimaste a bordo sono state fatte sbarcare ieri sera e portate in un impianto sportivo di proprietà del comune. Il braccio di ferro tra Italia e Europa ha visto cedere il governo Meloni. Il servizio di Lello Casesa. Hanno trascorso a Catania all'interno di un impianto sportivo di proprietà del comune tutti i migranti delle 2 navi ONG sbarcati ieri sera nel porto, ma è stata altissima la polemica tra Italia e Francia. Da un lato la Francia, che ha denunciato il comportamento inaccettabile dell'Italia per la ONG Ocean Viking con a bordo i migranti. L'atteggiamento delle autorità italiane è contrario al diritto del mare, ha dichiarato il responsabile francese. Allo spirito di solidarietà europea l'Italia deve svolgere il suo ruolo e rispettare gli impegni europei, accogliendo la Ocean Viking su cui sono bloccati centinaia di migranti. La barca si trova attualmente nelle acque territoriali italiane e ci sono regole europee estremamente chiare che sono state peraltro accettate dagli italiani, che sono di fatto i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria. Giorgia Meloni dall'altro ha mostrato apprezzamento per la Francia, condivide la responsabilità dell'emergenza migratoria fino ad oggi rimasta sulle spalle dell'Italia e di pochi altri paesi. È importante, ha detto Meloni, proseguire in questa linea con gli stati più esposti, così da trovare una soluzione condivisa e comune. Negli ultimi anni, ha ricordato il Presidente del Consiglio, abbiamo assistito ad una gestione inadeguata del fenomeno che ha prodotto grandi ed evidenti disagi, hotspot al collasso, sbarchi aumentati, forze dell'ordine allo stremo. Il nostro obiettivo, ha sottolineato, è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all'immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani. Buongiorno, sono Silvia, il medico a bordo. Il cognome sono Silvia e basta. Ok. Ieri sera abbiamo terminato il processo di sbarco delle ultime 35 persone a bordo a seguito di una lunga valutazione dal punto di vista psicologico delle persone a bordo. Sono saliti a bordo psicologi, psichiatri e mediatori culturali che hanno intervistato e eseguito una valutazione di queste persone che si presentavano con un elevatissimo grado di stress psicofisico, soprattutto a seguito della prima selezione. Era in corso da ieri uno sciopero della fame che si è presentato dopo alcuni giorni in cui loro hanno via via ridotto il loro introito alimentare e da ieri non si idratavano più, per cui io ero estremamente preoccupata di questo e avevamo scritto una richiesta di aiuto, di soccorso, perché le condizioni mediche stavano via via deteriorandosi. La prima selezione era stata difficilissima, si era svolta durante la notte, abbiamo speso con i medici che sono saliti a bordo numerose ore in cui hanno richiesto di valutare ogni singolo paziente, mettendo in dubbio tutte le diagnosi che avevo effettuato. Hanno rivisitato i pazienti, inizialmente selezionandone alcuni che sono stati sbarcati. Ad un certo punto la maggior parte sono rimasti a bordo ed è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono vergognata di aver fatto bene il mio lavoro, perché la condizione di persone in buona salute è diventata sostanzialmente un problema, cioè più erano sani meno scendevano, ed è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono quasi domandata se la mia missione fosse sbagliata, quindi è stato veramente molto molto complesso. Adesso che succede? Adesso per le domande, for the technical questions I think you have to speak with him. So my name is Till Rumenhol. I'm the head of operation of SOS Humanity and I've been on board the Humanity One in the last rotation. Il mio nome è Till Rumenhol, sono direttore di operations di SOS Humanity. Sono stato a bordo durante questa rotazione e abbiamo ieri sera potuto concludere il soccorso con la possibilità di disembarcare le persone che erano ancora a bordo.
abbiamo lottato per loro, abbiamo fatto di tutto che loro potessero scendere e chiedere asilo come è loro diritto. Abbiamo chiesto anche di sospendere e di cancellare questo decreto che è ingiusto e non è legale, e dobbiamo lottare anche per fare che tutte le persone che sono in distress, in emergenza sul mare, che possono essere salvati e possono essere accolti e anche avere la possibilità di chiedere asilo come prescrive la legge e come anche la legge marittima, di possiamo fare questi soccorsi con un'accoglienza che corrisponde alle leggi europee. Quando partirà la nave? So, let me finish, right? So even though the situation for now... Grazie al supporto di tutti che abbiamo potuto concludere ieri questo soccorso, ma continuiamo a combattere e di fare in tutto il modo che questo decreto sarà sospeso, perché contraddice alla legge marittima, contraddice alle leggi europee e internazionali, anche per i diritti dei rifugiati, che siamo consapevoli che il nostro lavoro è solo una parte di tutto questo, che bisogna sostenere questo processo anche, e vi ringraziamo anche di tutta la solidarietà che abbiamo ricevuto. Quindi sul piano legale, We quindi do cosa the questions continuate a after the fare? statements, okay? No. Può chiedere quando... So right now we were asked Siamo stati chiesti di lasciare il porto di Catania dalle autorità, che è una cosa che faremo appena possibile. Abbiamo concluso alcune pratiche, abbiamo bisogno anche di continuare il nostro lavoro, ma comunque continuiamo anche a essere dalla parte delle persone che sono in distress, in emergenza, e comunque continuiamo anche a lavorare sul piano legale per avere la libertà di lavorare e fare quello che dobbiamo fare. Grazie. I think in the last Siamo in una situazione che abbiamo avuto molto sostegno, molta solidarietà, e cerchiamo anche di uscire dal porto e di continuare il nostro lavoro. Vogliamo anche continuare il nostro lavoro di advocacy, vuol dire che continuiamo anche a fare advocacy per le persone affinché vengano rispettate e messo in atto tutte le leggi marittime internazionali, anche della Convenzione per i rifugiati. Tutto quello che è successo nelle ultime settimane è stato, per dire, abominevole, nel senso molto, molto problematico anche per la comunità europea, e noi continueremo a lottare finché anche la comunità europea faccia qualcosa per adempiere, per seguire e rispettare le leggi che ci sono. Grazie. Come facciamo noi. Ieri seduta del Consiglio Comunale di Favara, all'ordine del giorno il piano triennale lavori pubblici. Giuseppe Moscato. Il Consiglio Comunale di Favara approva il piano triennale per le opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori anno 2022. Nella seduta di ieri sera, con un inizio scoppiettante e urlato per alcuni contrasti tra diversi consiglieri sull'opportunità o meno del rinvio, si è trovata l'amalgama e il piano triennale, con 3 emendamenti presentati, 2 dell'opposizione e 1 della maggioranza, è stato votato all'unanimità dei presenti, ovvero 22 su 24 consiglieri. Il punto, già inserito nella precedente seduta, era stato accantonato su richiesta di 10 consiglieri comunali di opposizione per inserire nell'elenco alcuni progetti importanti che, se non inseriti, hanno detto, potevano andare persi. Il primo emendamento comprende 2 progetti, quello sulla manutenzione straordinaria e l'adeguamento del palazzetto dello sport per un importo complessivo di oltre 600.000 euro, e quello per i lavori di adeguamento della palestra del plesso scolastico di via Agrigento per un importo complessivo di circa 400.000 euro. Il secondo emendamento prevede lavori di recupero, manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'edificio comunale di via Beneficenza Mendola per un importo complessivo di 800.000 euro. Infine, il terzo emendamento con 3 progetti.
Il primo per lavori di adeguamento degli impianti antincendio, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione energetica dell'Istituto Comprensivo Guarino per un importo complessivo di circa 770.000 euro. Quindi un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale per un impianto complessivo di 150.000 euro e la realizzazione di un museo multimediale presso il Castello Chiaramonte per 180.000 euro. Unanimità trovata anche per l'approvazione della proposta di deliberazione che istituisce ed attiva i cosiddetti parcheggi rosa da riservare alle donne in gravidanza e non solo. Niente da fare per la proposta di integrazione della delibera del Consiglio Comunale numero 18 del 2021 per l'approvazione del regolamento del canone patrimoniale unico, ovvero di quella tassa che sostituisce la TOSAP per l'occupazione del suolo pubblico per fiere e mercati. Al momento del voto solo 11 i consiglieri presenti, con gli altri 11 che hanno preferito abbandonare l'Aula, con la conseguente caduta della seduta per mancanza di numero legale. Numero legale ancora insufficiente per la ripresa della seduta dopo un'ora, con solo 4 presenti, con il Consiglio Comunale che è stato quindi aggiornato a questa sera. Maxi operazione anticrimine della DIA, Direzione Investigativa Antimafia a Roma e provincia, nelle province di Cosenza e Agrigento. Sono state notificate 26 misure cautelari, una è stata eseguita dalla DIA di Agrigento a Canicattì. Si tratta di un giovane che non è collegato agli ambienti mafiosi dell'Agrigentino. Le 26 persone sono indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche in diversi settori, facendo ricorso poi a intestazioni fittizie per schermare la reale titolarità delle attività. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una vasta operazione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, è in corso a Roma e provincia, nel Lazio e nelle province di Cosenza, e interessa anche la provincia di Agrigento, al fine di dare esecuzione a misure cautelari nei confronti di ben 26 persone indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso costituente una locale di 'ndrangheta radicata sul territorio della capitale. L'iniziativa è finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo delle attività economiche in diversi settori, facendo ricorso poi a intestazioni fittizie per schermare la reale titolarità delle attività. Una delle misure cautelari è stata eseguita dalla DIA di Agrigento nella zona di Canicattì. Come fa sapere la DIA in una nota, la locale era finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo delle attività economiche nei più svariati settori, ad esempio quello ittico, quello della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli, degli oli esausti, facendo poi sistematicamente ricorso a intestazioni fittizie al fine di schermare la reale titolarità delle attività e di numerose ipotesi di attribuzione fittizia dei valori. L'organizzazione di matrice 'ndranghettista si ripropone alla stregua di quanto ricostruito in termini di gravità indiziaria delle indagini sviluppate dal centro operativo della DIA di Roma, anche al fine di commettere delitti contro il patrimonio e l'incolumità individuale, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio. Come osserva la DIA, sono tuttora in corso perquisizioni e controlli in tutto il territorio interessato dalla operazione in corso. Il Tribunale del Riesame, rigettando il ricorso avanzato dalla difesa, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Gaetano Volpe, 56 anni, figura principale dell'inchiesta Drug and Fish, operazione seguita dalla squadra mobile di Agrigento e dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle. Ha fatto luce su un vasto traffico di droga nell'Agrigentino. Il Riesame ha confermato anche la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Salvatore Papia, 51
51 anni, residente a Favara, e quella degli arresti domiciliari nei confronti di Riccardo Volpe, 32 anni, residente a Realmonte. Revocato invece l'obbligo di dimora a Giovanni Pirrera, 51 anni, di Favara. A questo è applicato invece l'obbligo di firma. Negli scorsi giorni il riesame aveva scarcerato un altro indagato, Alfonso Indelicato, applicandogli la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Gli investigatori, dopo laboriose e certosine indagini partite dall'arresto di un pedoclino che deteneva oltre 4 kg di hashish, sono riusciti a risalire ed individuare chi quella droga l'aveva fatta arrivare a Porto Empedocle. La figura principale dell'intera operazione, Gaetano Volpe, 56 anni, che svolge attività lavorative nel settore ittico con l'incarico di capobarca e motorista del motopesca Riccardo Volpe. Così, anche grazie all'aiuto di un confidente, i poliziotti hanno saputo di un veliero battente bandiera spagnola, Gael, che nel bel mezzo della traversata al largo di Lampedusa è rimasto in panne a causa di un'avaria. Il veliero, difficile da tracciare e intercettare, secondo quanto scoperto, trasportava 4 tonnellate di droga che sono stati buttati in mare per evitare che fossero ritrovati a bordo. La CISL denuncia le insostenibili condizioni di lavoro in cui operano i sanitari in servizio al carcere di Agrigento. Arturo Cantella. Carenze di organico, turni insostenibili, difficoltà persino a reperire dispositivi medicali, farmaci e divise da lavoro. La CISL Funzione Pubblica denuncia con una nota a firma del suo coordinatore territoriale, Alessandro Farrugia, le insostenibili condizioni di lavoro in cui operano i sanitari in servizio presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento. Ciò è contenuto in una lettera inviata alla direzione del carcere, al Ministero della Giustizia, per conoscenza alla Prefettura di Agrigento, a firma appunto del coordinatore territoriale Farrugia. La situazione di giorno in giorno, sostiene Farrugia, diventa sempre più insostenibile. A oggi vi è la disponibilità di un solo infermiere a turno per 295 detenuti a cui deve essere garantita la terapia farmacologica. Solo sporadicamente la seconda unità è garantita con disposizioni di 15 giorni a un personale con orari ridotti e che comunque è esente dalle turnazioni notturne. Gli infermieri sono così costretti a non rispettare lo stacco delle ore 11, come previsto invece nelle norme, a non godere delle ferie maturate, potendo così un grave stress. Tutto questo, evidenzia Farrugia, ovviamente anche delle ricadute evidenti sulla capacità di garantire la terapia ai reclusi. Non solo è difficile riuscire a rispondere a tutte le chiamate, ma diventa impossibile farlo quando le richieste di intervento giungono simultaneamente. Ci è stato riferito, aggiunge Farrugia, che il personale senza nessuna disposizione di servizio viene impiegato per l'acquisto di farmaci presso le diverse farmacie del territorio. Per tutto quanto elencato, viste le gravi criticità che potrebbero essere oggetto di responsabilità a carico del personale in servizio e a causa di eventi che vorremmo sicuramente scongiurare, chiediamo pertanto un intervento immediato a chi di competenza al fine di garantire in primis il diritto alla salute ai detenuti e nello stesso tempo alle condizioni di lavoro più idonee al personale sanitario. Al contempo, conclude Farrugia nel suo comunicato, chiede che venga più presto bandito un avviso pubblico rivolto a infermieri e operatori sociosanitari dedicato esclusivamente al carcere Petrusa di Agrigento. La Corte Costituzionale ha di fatto deciso di non decidere sull'ergastolo ostativo, rimandando il dossier alla Cassazione, che per prima aveva sollevato il problema dell'incompatibilità dell'articolo 41 bis con la Costituzione, a cui toccherà quindi leggere e valutare il decreto in materia del governo Meloni. I dettagli nel servizio. La Corte Costituzionale ha rinviato alla Cassazione gli atti della questione di costituzionalità dell'ergastolo ostativo dopo il decreto legge approvato dal governo Meloni, che ha riscritto la normativa che vieta di concedere la libertà vigilata ai boss mafiosi e ai terroristi condannati al fine pena mai che non abbiano collaborato con la giustizia.
Le nuove disposizioni incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati anche all'ergastolo per reati cosiddetti ostativi che non hanno collaborato con la giustizia, riferisce la Corte in una nota, in attesa delle motivazioni della ordinanza. Ora quindi sarà la Suprema Corte, davanti alla quale pende il processo, a decidere se sollevare un'altra questione di legittimità. Nella nota si legge che alla Cassazione spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza, cioè in sostanza valutare se i profili di incostituzionalità che avevano dato origine al ricorso sono stati risolti dalla nuova legge oppure no. Se i giudici di Piazza Cavour optassero per portare di nuovo la questione alla Corte Costituzionale, questa dovrebbe valutare la conformità anche della nuova normativa su cui in questa occasione non è entrata nel merito. Una vicenda complessa, quella sull'ergastolo stativo. L'udienza è solo l'ultimo atto di un complesso iter. Il 15 aprile del 2021 infatti la Consulta aveva dichiarato incostituzionale l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, la norma che vieta di concedere benefici ai detenuti non collaboranti e condannati per una serie di gravi reati. In quell'occasione però la Corte aveva emesso una sentenza di illegittimità concedendo 12 mesi affinché il Parlamento lavorasse ad una legge che sanasse un vulnus, altrimenti si sarebbe indebolito il contrasto alla criminalità organizzata. Il Parlamento aveva dunque cominciato a lavorare a una legge approvata alla Camera e per questo motivo nel maggio scorso la Consulta aveva concesso altri 6 mesi di tempo, solo che nel frattempo è caduto il governo e sono state sciolte le Camere e dunque l'iter parlamentare si è arenato. Il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni però ha deciso di varare un decreto legge che ricalca la legge approvata da Montecitorio e contro il quale si è opposta Giovanna Beatrice Araniti, avvocato che rappresenta il condannato all'ergastolo, la cui richiesta di beneficio è stata oggetto della ordinanza di remissione degli atti alla Consulta da parte della Corte di Cassazione. Il legale ha chiesto di considerare illegittimo il decreto. La funzione rieducativa della pena deve valere per tutti i detenuti. Questo decreto legge sancisce la morte del diritto alla speranza. Spero invece che la Corte emetta una sentenza di illegittimità costituzionale che rappresenti il germoglio di un nuovo umanesimo. Ma cosa c'è scritto nel decreto legge varato dal governo? Nello specifico, per ottenere benefici gli ergastolani condannati per reati associativi dovranno allegare l'esistenza di elementi specifici che consentano di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti anche indiretti o tramite terzi. Inoltre, dovranno dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e non potranno chiedere la liberazione condizionale prima di aver scontato 30 anni di pena carceraria. Ancora si specifica, come già faceva il DDL approvato alla Camera, che gli elementi da portare di fronte al giudice di sorveglianza per ottenere l'accesso ai benefici dovranno essere diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale. Il magistrato dovrà tenere conto delle circostanze personali e ambientali, dalle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Giallo nel Messinese, i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno riaperto le indagini sul caso della scomparsa di Salvatore Chiofalo, l'allevatore siciliano sparito nel nulla ormai nel lontano 2016. Vediamo. Nuove indagini sull'omicidio di Salvatore Chiofalo, barcellonese scomparso nel 2016 all'età di 32 anni. Il procuratore della procura di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Adornato, insieme agli altri PM che stanno curando l'indagine, si recheranno nei prossimi giorni sui luoghi chiave relativi alla scomparsa del giovane. La decisione è scaturita dalla necessità di chiarire gli ultimi spostamenti del Chiofalo,
la cui autovettura era stata ritrovata in fiamme, alla luce dei nuovi elementi emersi e per i quali è stato riaperto il fascicolo. Infatti la giusta ricostruzione delle ultime ore dello scomparso potrebbe riaprire scenari investigativi finora inesplorati. Per tale occasione i carabinieri dispiegheranno anche lo squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, con sede in Sigonella, unità dell'Arma a elevata specializzazione, in grado di supportare i reparti territoriali su terreni impervi e di difficile accessibilità, agendo in simbiosi con elicotteri e che in passato si è reso protagonista di importanti operazioni di servizio, anche riguardanti l'arresto di pericolosi latitanti rintracciati in zone montuose. L'area interessata compresa tra le frazioni di Gala, Migliardo, Maloto e Fondacarso sarà dunque battuta metro per metro dai carabinieri dello squadrone, muniti della loro speciale strumentazione ed equipaggiamento, e che opererà in sinergia con i militari della compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. In questi giorni si è anche proceduto a sottoporre a nuovo esame, mediante applicativi di nuova generazione, tutti i file delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle immediate vicinanze dei luoghi interessati dalla sparizione, acquisiti all'epoca del fatto, ma anche di quelli nelle vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati dai principali indiziati, al fine di verificare gli alibi da essi forniti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Seminario organizzato dall'ASP di Agrigento sulla sicurezza negli ambienti di vita, in particolare sicurezza stradale e domestica. Arturo Cantella. Un'interessante iniziativa organizzata dall'ASP in merito alla sicurezza. Sì, sicurezza negli ambienti di vita. Oggi questa giornata, questo corso rivolto solo ad operatori sanitari, è un corso prevalentemente tecnico ed è rivolto a tutti i nostri operatori, con il contributo però delle forze dell'ordine, dell'INAIL e anche di altri stakeholder presenti nel nostro territorio. L'ASP si sta portando avanti il piano regionale della prevenzione attraverso appunto queste linee, che sono dei fondi vincolati, per cercare di fare e di sensibilizzare la popolazione e di prevenire incidenti stradali e incidenti domestici, che sappiamo bene che l'impatto sia sociale ma soprattutto sanitario, ma con ricadute economiche, incide tantissimo nella nostra società. Un interessante convegno oggi sui rischi, sulla prevenzione, un corso di aggiornamento per i medici e non solo. Sì, no, è un approccio davvero importante. Io sono stato chiamato oggi, bontà loro, a coordinare queste attività. Rifletto a voce alta in maniera immediata come tutti i colleghi. La cosa nuova è un'altra, è che finalmente ci si sta aprendo a un'ottica diversa, cioè quella di collaborare tutti quanti. Siamo tutti corresponsabili della nostra salute, i corresponsabili, i medici, i pazienti, gli operatori sociali, le istituzioni, le associazioni. Ognuno di noi deve avere il suo ruolo nell'educare e intanto nel prevenire le malattie, ma soprattutto nell'educare e nel promuovere la salute. Quanto è importante un'iniziativa di questa, si parla di sicurezza negli ambienti di vita, ecco, secondo il suo aspetto di sociologa. È molto importante soprattutto parlare di prevenzione, perché appunto soprattutto in ambito domestico quanto mai necessaria. Molti improvvisano, specialmente a casa, che è un ambiente ritenuto sicuro, ed è necessario avere la competenza, non è sufficiente l'esperienza. E la nostra raccomandazione appunto è quella di formarsi anche per prevenire questo tipo di incidenti. Oggi un interessante convegno di formazione professionale sulla sicurezza negli ambienti di vita. Sì, è uno dei programmi del piano di prevenzione aziendale, piano di prevenzione che prevede un cambiamento di paradigma per quanto riguarda la sanità, perché la sanità deve tendere, per sostenere i costi, deve tendere a rendere le persone consapevoli per poter gestire la propria salute. Per far questo ci sono sviluppati nel piano una serie di programmi che prevedono delle azioni e guidate da principi di intersettorialità, equità, promozione della salute, life course, cioè seguire
il paziente lungo tutto il corso della sua vita, a cominciare da prima della nascita, e infine di formazione, azione di formazione e comunicazione. Tutto questo, l'intersettorialità interna, ma soprattutto quella esterna, con tutti quelli che partecipano alla salute, cioè comuni, enti, le scuole, le associazioni, i portatori di interessi a vario livello, si devono organizzare secondo quanto dettato dal piano e si devono organizzare per promuovere in maniera univoca quella che è la promozione della salute nei vari ambiti. In questo caso, nel nostro caso di oggi, nella prevenzione degli incidenti domestici e stradali. E guarda caso l'attività principale che si deve fare è la promozione dell'attività fisica, sia quella aerobica sia quella fisica assistita, la cosiddetta AFA, per particolari disabilità, che è utile a prevenire tutto questo. In più il consiglio breve che anche i medici di medicina generale, PLS e i pediatri di libera scelta dovranno fornire e verificare che sia stato recepito come se fosse una ricetta, ma non solo loro, tutti quelli che lavorano nell'ambito della sanità e quelli che collaborano, il consiglio breve che permetta appunto alle persone di evitare le malattie croniche non trasmissibili che non sono più sostenibili. Ecco il suo contributo a questa iniziativa, dottore? Io porto il mio contributo nella veste di ortopedico e traumatologo nell'ambito appunto di questo corso che parla appunto del rischio delle cadute in ambiente domestico, dei traumi che si verificano in ambiente domestico, sono tanti, e anche degli incidenti stradali. Oggi si è visto che è molto importante parlare di questo tipo di problema per rendere la popolazione più attenta a quello che si è visto essere un problema molto importante che determina, oltre che invalidità, anche dei costi sanitari molto importanti, molto alti, e di conseguenza educare la popolazione sin dall'età pediatrica nelle scuole con l'informazione diciamo stradale, ma anche la popolazione adulta per come gestire la propria vita in un ambiente familiare, la casa. Ecco, senza dubbio porterà alla riduzione di traumi e quindi di invalidità e quindi di costi sanitari. Raccolta degli occhiali usati, occhiali da donare ai paesi del terzo mondo, il progetto che hanno portato avanti i giovani del Leo Club Agrigento Host, Lello Casesa. Iniziativa di solidarietà organizzata dai giovani del Leo Club Host di Agrigento con la collaborazione con il Lions Club di Agrigento. L'obiettivo è stato quello di raccogliere occhiali usati da donare ai paesi del terzo mondo. Interessati i territori di Agrigento, Palma di Montechiaro e Raffadale, dove sarà possibile donare e raccogliere occhiali. Grazie alle numerose farmacie e soprattutto negozi di ottica sarà possibile recarsi per contribuire fattivamente alla iniziativa solidale. In una nota stampa Marta Castelli, presidente del Leo Club di Agrigento, Emanuele Farrugia, presidente del Lions Club Host di Agrigento, ringraziano i tanti soci che continuano a diffondere e contribuire al progetto dislocato nel territorio, dove insistono farmacie e negozi di ottica che hanno aderito all'idea. Un grazie di cuore ai tanti amici e ai soci che hanno sposato il progetto, che vuole mettere al centro le difficoltà dei paesi del terzo mondo sulle problematiche legate alla vista, consentendo a bambini e ragazzi di poter vivere una vita migliore. Rivolgiamo un accorato invito ai cittadini di recarsi nelle farmacie e nei negozi di ottica di Agrigento, Raffadale e Palma di Montechiaro per contribuire fattivamente all'iniziativa. Dal 6 al 13 novembre si rinnova l'appuntamento con i giorni della ricerca di Fondazione
AIRC, 8 giorni per informare e sensibilizzare la popolazione sul tema cancro. Sabato 12 novembre verranno distribuiti nelle piazze i cioccolatini della ricerca in cambio di un contributo che sarà devoluto alla Fondazione per finanziare le ricerche scientifiche. I volontari della delegazione provinciale AIRC di Agrigento saranno presenti nelle ore del mattino in piazza Ugo La Malfa e a Villa Bonfiglio. E a Favara l'appuntamento è domenica 13 novembre dalle 9 alle 12 in piazza Kennedy, nel pomeriggio alla chiesa dell'Itria alle 19 dopo la celebrazione della Santa Messa. Anche quest'anno si può sostenere la ricerca con dolcezza, afferma Lina Urso Gucciardino, presidente del Centro Culturale Renato Guttuso, sede AIRC di Favara, e si rinnova così l'appuntamento con i cioccolatini della ricerca. È una campagna che da oltre 25 anni informa su progressi della ricerca scientifica e invita i cittadini a donare per costruire un futuro libero dal cancro. Esercitazione di soccorso aereo terrestre a Palermo, allo scopo di testare e migliorare le tecniche e le procedure degli interventi di ricerca e soccorso, sia a favore degli equipaggi militari dispersi a seguito di incidente di volo che di civili scomparsi in ambiente montano impervio. I dettagli nel servizio. Potrebbe succedere che dobbiamo imbarcarvi in maniera rapida o dall'overing o comunque. Cosa succederà adesso? Oggi, come vedete, abbiamo un bel numero di assetti volanti, quindi abbiamo 6 elicotteri appartenenti a Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Stiamo simulando un intervento in caso appunto di dispersi di personale sia civile sia militare in ambito impervio. Questo lo riusciamo a fare grazie appunto alla collaborazione fra le Forze Armate, gli altri enti dello Stato e soprattutto il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che grazie alle loro squadre di terra riescono a mappare il territorio appunto alla ricerca del personale disperso. Per cui stiamo simulando quello che effettivamente succederebbe in caso reale di un evento, di un incidente aereo o appunto anche in caso di evento calamitoso. Avremo queste squadre che in coordinamento, in sinergia fra loro, riusciranno a recuperare personale in difficoltà e a ricercare eventuali dispersi. Un po' come è successo qualche settimana fa sull'Etna? Esatto, tutte le volte noi cerchiamo appunto di andare a ripetere e appunto a facilitare quelle che sono le operazioni in caso di emergenze reali e riusciamo a creare questo posto di base avanzato, quindi in qualsiasi condizione noi riusciamo a ricreare, ad approntare un eliporto campale con tutte quelle che sono le esigenze, quindi parliamo di antincendio, di mezzi di supporto per la parte logistica, per la parte di sicurezza e quindi anche con l'aiuto del 118 riusciamo a preparare questo punto dal quale partono tutti i mezzi di soccorso per andare ad operare nella maniera più efficace possibile. Sono attinenze strettissime, atteso che quello è stato un crash aereo e noi oggi e domani ci addestreremo proprio in forza di un protocollo correlato militare per la ricerca di soggetti che sono stati coinvolti domani in un crash aereo, oggi invece uno scenario più soft di ricerca persone disperse in ambiente impervio che si farà nella zona di Rocca Busamba Ficuzza. Quindi rientriamo esattamente in quelle che sono le necessità che questa società civile ci impone oggi. Essere preparati, essere presenti, essere operativi, questo è quello che stiamo facendo. Ad esempio spesso leggiamo di escursori che magari si avventurano in dei monti tipo Monte Pellegrino e stanno anche ore e ore senza essere ritrovati. La Sicilia è un ambiente impervio col 70% di ambiente impervio, di ambiente montano, e le persone cominciano a fare escursionismo fidandosi dell'app sul cellulare piuttosto che del GPS, piuttosto che di informazioni avute in maniera poco utile e poco consapevole, e stiamo assistendo a un incremento dell'invasività di queste persone che poi in maniera assolutamente inconsapevole si recano in questi ambienti e poi o si perdono, si fanno male e costringono noi ad intervenire. Noi vorremmo essere pronti, ma vorremmo non intervenire. Così purtroppo non è.
e l'implementazione del numero di persone di forza aumenta l'incidenza degli incidenti. Scusate il bisticcio di parole, ma di questo si tratta. Sport calcio, oggi il ritorno dei quarti di Coppa Italia d'eccellenza, Akragas contro il Resuttana. Carmelo Lentini. Mercoledì di Coppa per l'Akragas del tecnico Nicolò Terranova, che si reca in terra palermitana e più esattamente a Carini, dove nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 14:30, affronterà per la gara di ritorno allo Stadio Pasqualino il Resuttana San Lorenzo. Si tratta di un quarto di finale che dovrà segnare la finale del girone, da giocare contro la vincente di Don Carlo Misilmeri Mazzarese, anch'esse in campo quest'oggi. Un altro trittico di gare in 8 giorni che sta mettendo alla frusta la compagine dei Templi, che domenica prossima, ricordiamo, dovrà vedersela all'Esseneto con il Castellammare. La squadra già dal lunedì scorso è scesa in campo per la preparazione ed ieri pomeriggio ha svolto l'ultimo allenamento prima della trasferta. Non sappiamo quale decisione potrà prendere il trainer biancazzurro, che quasi sicuramente, a secondo come andranno le cose, opererà un turnover per consentire a qualche titolare di rifiatare. Nella gara di andata l'Akragas ha trovato parecchie difficoltà per superare l'attenta retroguardia del Resuttana, segnando una rete con Vitelle, la rete della vittoria. Un solo gol di scarto che tiene in bilico la qualificazione per entrambe le squadre. All'Akragas basterebbe pareggiare con qualsiasi risultato, al Resuttano serve solo la vittoria con almeno 2 reti di scarto, senza comunque subirne alcuna. Il cammino dei palermitani in campionato non è stato sinora molto brillante, ha cambiato allenatore, ha subito 10 gol contro i 5 fatti per una classifica che le vede all'11° posto con 7 punti. Conseguenza di 4 sconfitte, 4 pari ed una sola vittoria. Per quanto riguarda la terna arbitrale per questa sfida del Pasqualino, sarà Nicolò Logaglio di Trapani a dirigere questo quarto di finale, mentre Antonino Catanese di Messina e Salvatore Nigrelli di Barcellona al Pozzo di Gotto saranno i suoi assistenti. Malgrado la giornata feriale, non mancheranno sugli spalti dello stadio di Carini i tifosi di fede biancazzurra. Ed ora il commento del tecnico Nicolò Terranova. Partita aperta, qualificazione ancora in bilico. Servirà un'Akragas concentrata e determinata, anche perché dall'altro lato c'è un avversario preparato, un avversario organizzato, quindi sarà una partita vera, una partita alla quale noi teniamo tanto. Giocheremo per il passaggio del turno, ed è chiaro che ci sono tante difficoltà, in primis, come ho detto poco fa, l'avversario. Che avversario è il Resuttana? È un avversario organizzato, come abbiamo visto all'andata. Il cambio di allenatore chiaramente ha dato quel quid in più, la squadra si vede in campo che si muove in maniera omogenea, quindi è una squadra organizzata che lavora bene dentro al campo. Per noi sarà importante approcciare bene la gara, sarà importante mettere la giusta determinazione. Sappiamo benissimo che gli avversari tengono a questa competizione, ma noi dobbiamo capire che se vogliamo veramente fare bene dobbiamo passare il turno. Che vantaggio è l'1-0 per l'Akragas? Non dobbiamo pensare all'1-0, dobbiamo pensare che dobbiamo fare la partita come proviamo a farlo ogni volta. È chiaro che dall'altro lato abbiamo un avversario che ci conosce molto bene, ma anche noi all'andata abbiamo visto delle situazioni di gioco. La squadra sta bene, siamo in fiducia, veniamo da una buona prestazione, anche se non abbiamo fatto bottino pieno, però la squadra, diciamo, che sta attraversando un buon momento. Fuori Briones e Mannina per squalifica, gli altri come stanno? La squadra sta bene, si sono allenati tutti, stanno recuperando i ragazzini Scozzari, D'Amico e Dispenza, quindi al più presto saremo al completo.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.